chiamo Sandro Peron, sono nato nel 1955 e fra qualche giorno farò 59 anni. Ho iniziato la mia attività natatoria grazie al fatto che mio padre era consigliere della Società Maestrina Nuoto, mi ha insegnato a nuotare all'età di 4 anni, a 9 anni ho iniziato l'attività natatoria. Partendo dagli allievi, juniores, a 13 anni c'è stato un cambio nella mia vita, proprio di concettuale, ho pensato di indirizzarmi verso un gioco di squadra, per cui la pallanuoto. Ho scelto la pallanuoto, ho fatto pallanuoto dagli allievi juniores fino all'età di 23 anni, ho giocato in Serie C e per un periodo anche in Serie B. A 23 anni, ahimè, ho smesso per motivi che preferisco non dire qua. Mio malgrado ho smesso, è una cosa di cui me ne pento amaramente. Ho però continuato, diciamo, nell'ambito sportivo perché ho insegnato nuoto ai bambini piccoli e agli adulti fino a 33 anni, poi il lavoro non mi ha consentito di andare oltre. La realtà sportiva dell'epoca era una realtà fatta praticamente da una carenza di impianti sportivi. A Mestre c'era una sola piscina, era quella di via di circolazione dove c'era la maestrina nuoto. L'attività della piscina era fatta al mattino dalla scuola nuoto per i bambini piccoli, al pomeriggio ovviamente all'inizio si poteva praticare la piscina solo nel periodo da maggio a settembre perché non c'era l'acqua riscaldata, l'acqua era riscaldata dal sole per cui non c'era copertura e quindi il periodo era molto breve. Per cui terminata la scuola nuoto, nel pomeriggio c'era la piscina era aperta al pubblico, alle 5:30 iniziavano gli allenamenti per le varie categorie allievi, alla sera si allenavano i ragazzi della pallanuoto. Allora, il mio ruolo in squadra, in realtà nella pallanuoto moderna non c'è un vero e proprio ruolo. In passato c'era il centro boa, adesso le squadre dei paesi dell'est continuano a utilizzare questa tipologia, anche l'Italia, però nel periodo quando ho giocato io il centro boa era un po' desueto come ruolo. Per quanto riguarda le manifestazioni che ricordo di più, ce n'è una in particolar modo che è quella che si svolgeva a Lugano, in Svizzera, nel lago omonimo. Era uno specchio d'acqua molto scuro e anche freddo, si parlava di 16-17 gradi. Si svolgeva a metà settembre, per cui la temperatura anche esterna non era delle migliori, e anche là c'erano, diciamo, varie competizioni in funzione della categoria. Io ricordo quella più importante, cioè quella maggiore, erano i 2000 metri, che qualcuno diceva che erano forse anche 2004-2005. Prima di entrare in acqua ci si cospargeva il corpo di una, forse la sincamina, era un unguento che doveva mantenere caldi i muscoli perché la temperatura era veramente bassa e si arrivava poi alla fine della gara dove l'organizzatore, nonché sponsor pubblicitario, non so se si può dire, era l'Ovomaltina, per cui consegnavano a tutti i partecipanti un bicchiere di Ovomaltina calda che doveva servire per diciamo, ripristinare la temperatura del corpo. Mi ricordo che si andava a dormire in un ostello, soprattutto nei primi periodi, dove per lavarsi al mattino bisognava uscire, all'interno non c'erano i lavandini e l'acqua fuori era comunque l'acqua di rubinetto fredda. Ma ci sarebbero molti aneddoti da raccontare. Era comunque un momento di unità, di divertimento, di crescita un po' per tutti. Allora, le figure di riferimento più importanti per me nella maestrina nuoto sono state sicuramente in primis l'allenatore di pallanuoto che era una persona molto titolata, di un'esperienza unica, è stato olimpionico a Helsinki, ha giocato con Bud Spencer e con Cesare Rubini che è l'unico giocatore, penso al mondo, che abbia vinto 2 Olimpiadi in 2 categorie diverse, basket e pallanuoto. Per cui Renato di San Giovanni, questo era il nome dell'allenatore, era veramente un personaggio importante, aveva un bagaglio culturale estremamente e tecnico estremamente ampio, per cui è stato un maestro, diciamo nel bene e nel male, perché anche lui aveva delle sue debolezze, però comunque è stato sicuramente utile per la mia crescita e penso anche per quella dei miei compagni di squadra.
È durato per parecchio tempo come allenatore della squadra di pallanuoto di Mestre. Io quando ho smesso lui era ancora allenatore. Altre persone importanti sono state Gabriele Salvadori, che mi ha iniziato l'attività agonistica del nuoto, e poi nel bene e nel male anche mio padre, che è stato parte integrante della società. C'è stato un periodo che forse l'ho considerato forse un peso, perché mi sembrava di avere la chioccia dietro, però per il resto mio padre è stato una grande persona. Primo Peron, in nome di mio padre, ha costituito la società Maestrina Nuoto assieme a Giorgio Salvadori, che anche questa è una figura importantissima nella società e importantissima anche a livello natatorio, perché è un atleta che ha vinto molto all'epoca, e poi assieme a Remo Jarak, a Comar, poi successivamente a Lavoratori e a tante altre persone che hanno contribuito alla creazione di questa società, che poi si è distinta in ambito natatorio in modo, diciamo, anche abbastanza interessante. Allora, mio padre ha iniziato a frequentare in giovane età, per cui periodo della guerra, prima e successivamente alla guerra, la piscina Passoni, dove poi è nata la Veneziana Nuoto. È una struttura di legno ancorata alla riva delle Zattere, nel canale della Giudecca, tanto per capirci, quel canale che è oggi alle cronache quotidiane per il passaggio delle grandi navi. Ha iniziato là, ha fatto per un periodo il ranista, cioè la sua specialità era la rana, poi è passato alla pallanuoto come portiere e poi si è trasferito a Mestre, per cui è entrato nella Maestrina Nuoto. La Maestrina Nuoto ha fatto il segretario, il consigliere, il giudice di gara per l'associazione ufficiale italiana, e poi ha fatto l'arbitro di pallanuoto per la Serie B e la Serie A. Beh, rispetto a quando nuotavo io, oggi penso che il nuoto sia cambiato, non drasticamente, però sinceramente è un'attività più scientifica. All'epoca ci si allenava solo, il periodo era breve perché era da maggio a settembre, oggi ci si allena 10-11 mesi all'anno. Non ci si limita solo al puro allenamento in acqua, ma c'è un allenamento di preparazione in palestra, un allenamento a livello psicofisico, per cui ci sono i cosiddetti training autogeni, c'è un insieme, diciamo, di cose che fanno sì che il nuoto effettivamente rispetto a prima è cambiato, come un po' tutti gli altri sport, no? Per cui le prestazioni sono aumentate anche perché la preparazione è molto più completa di quello che poteva essere una volta. Lo stesso dicasi per la pallanuoto, c'è stata un'evoluzione comunque importante, come c'è stato per esempio nel calcio. Direi che forse prima era più un gioco, adesso è un qualcosa che è un po' più, passatemi il termine, serio rispetto a quello che può essere un gioco. Però questa è una mia impressione, potrei anche sbagliarmi.